Cordiale saluto, gentili amici e amiche all'ascolto, audiogiornale della sera per quanto riguarda questa seconda edizione odierna. La nave Covid GNV Allegra, attesa a Trieste nelle settimane scorse, che avrebbe dovuto ospitare decine di anziani positivi al coronavirus, non arriverà più nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto si è appreso, la relazione dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina avrebbe considerato non più indispensabile il trattamento delle persone sulla nave. La relazione sarebbe stata consegnata questo pomeriggio alla Regione Friuli Venezia Giulia, che l'aveva chiesta per avere un parere tecnico sul caso. Sulla nave avrebbero dovuto essere ospitati gli anziani positivi al coronavirus alloggiati nelle case di riposo. E adesso apriamo una parentesi su questa cosa, perché onestamente, con tutto rispetto parlando, sono stati spesi dei soldi, contributi pubblici, piaccia o non piaccia, da qualche parte nessuno regala, nemmeno i gatti, se non gli dai le crocchette giuste vanno poi, come si dice, a caccia. E allora ci si chiede: chi ha sbagliato pagherà? Punto di domanda. Ai posteri l'ardua sentenza. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al Covid-19 in regione sono 3.203, 5 in più rispetto a ieri. Le persone attualmente positive sono 253, 24 in meno però rispetto a ieri. Si riducono a 2 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, quelli ricoverati in altri reparti 76, mentre non si registrano nuovi decessi. Il totale resta fermo a 320 dall'inizio. Lo ha comunicato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova della Protezione Civile. Tra le persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza, 1.357 si trovano a Trieste, 973 a Udine, 668 a Pordenone, 205 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.230, i clinicamente guariti 53 e le persone in isolamento domiciliare 522. I deceduti sono 175 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia. Vi ricordo che questi sono i totali dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia. Le previsioni del tempo per mercoledì 20 maggio, al mattino cielo in prevalenza, abbiamo detto, scusate un attimo, un problema tecnico, dicevamo al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, forte a Trieste. Nel pomeriggio ampie schiarite e cielo poco nuvoloso con bora in relativo calo. Su tutte le zone sarà possibile qualche pioggia di notte, primo mattino e poi qualche locale rovescio temporalesco dal pomeriggio. Temperature medie ancora relativamente alte su pianura e costa. Allora vediamole queste temperature: le minime sulla pianura 16-19 gradi, sulla costa 16-19, le massime in pianura tra i 26 e i 28 gradi, sulla costa tra i 23 e i 25 gradi. Lo zero termico è abbondantemente oltre i 2000 metri. Prima di salutarvi vi ricordo che a seguire immediatamente ci sarà l'appuntamento settimanale con Francesco Bortone e i suoi pensieri alternativi.